Terza corsa è la prova Gentleman di giornata. Una corsa per 4 anni, non vincitori di 7.500 euro nella carriera, 10 dietro le ali dell'Autostart. Corsa incerta, favorita il numero 8 di Chiquitita. 1 Caolila Sì, 2 Coda di Lupo, 3 Camelot, 4 Coffee Mail, 5 Capuzzi, 6 Con Andrei in seconda fila, 7 Catherine Rec, 8 Chiquitita, 9 Cooper GV, 10 Creso Rab. Autostart che inizia a prendere velocità, con cautela dalla seconda fila Cooper GV, e la macchina li lascia. C'è l'errore da parte di Camelot, sbaglia anche Coda di Lupo e cerca di andare al comando con Andrei dal 6, ma trova all'interno la posizione di Coffee Mail e di Capuzzi. Capuzzi che insiste su Coffee Mail e passa a condurre. Dopo 200 metri di corsa, Capuzzi in vantaggio con Andrei all'esterno, 14,7 per il lancio, attacca con Andrei, replica Capuzzi che rimane al comando, così i due spendono parecchio. Numero 3 Camelot 29,5 per i primi 400 metri, con Capuzzi che rimane al comando, con Andrei di fuori. Allo steccato c'è Coffee Mail, poi ancora Creso Rab in quarta posizione, gli altri molto più indietro, con Caolila Sì che precede Chiquitita. I 600 se ne vanno in numero 45. 9 Cooper GV Battistrada prova ora a rifiatare leggermente, all'esterno rimane sempre Conan Andrei, poi alla corda Coffee Mail, mentre sposta al largo Creso Rab in anticipo su Chiquitita. Prova ad andare in terza ruota Creso Rab per aggirare con Andrei che sta calando dopo duro percorso esterno. Intanto Capuzzi si mantiene in evidenza nei confronti di Coffee Mail, il chilometro se ne va in 1,17,1, attacca Creso Rab che prende sotto tiro Capuzzi, il quale prova ancora la difesa, ma Creso Rab arriva più forte. In mezzo alla pista c'è Chiquitita che trova un mezzo anticipo da parte di Coffee Mail a 400 metri dalla conclusione, la retta di là passata in 15,1. Creso Rab in vantaggio su Coffee Mail e Chiquitita in mezzo alla pista. Creso Rab che ha un paio di lunghezze da gestire nei confronti di Coffee Mail che prova ad andarlo a prendere, poi Chiquitita, gli altri più indietro. La piegata conclusiva passata in 15,2 da Creso Rab che si mantiene in evidenza, allarga un po' nel finale. Ci riprovano Coffee Mail e Chiquitita. Creso Rab è in vantaggio a 50 dalla conclusione. Creso Rab che porta a casa la vittoria nei confronti di Chiquitita che sul palo copre completamente Coffee Mail, probabilmente lo batte. 34 a chiudere, 1:16,3 il ragguaglio cronometrico, il successo di Creso Rab. Maurizio Giordano in sediolo per il training di Cosimo Palomba, i colori del signor Alessandro Bortolameazzi. La vittoria del numero 10 di Creso Rab con Maurizio Giordano, seconda probabilmente Chiquitita, al terzo Coffee Mail. Vince Creso Rab con Maurizio Giordano, numero 10.